Ingegnere, parliamo di questo convegno dedicato alla sicurezza dove avete coinvolto anche le forze dell'ordine. Da cosa nasce l'esigenza di discutere di questa importante problematica? Sì, oggi l'Ordine degli Ingegneri si fa promotore in realtà con la partecipazione autorevole della Questura, della Prefettura, del Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, per tutti insieme interlocutori assieme agli enti territoriali, quindi ai comuni e ai responsabili degli uffici tecnici, oltre che ovviamente ai professionisti, per trattare e approfondire tematiche inerenti al pubblico spettacolo, perché gli ultimi eventi degli ultimi anni, basta ricordare quello che è successo nel 2017 a Piazza San Carlo a Torino, il panico della fuga di quel momento ha provocato quasi 1600 feriti e una donna è stata schiacciata. Le ultime direttive e le ultime circolari, cominciare da quella a Piantedosi e quella del DM del 22, impongono un approfondimento, e quindi l'Ordine degli Ingegneri come sempre si mette a disposizione degli enti territoriali, delle istituzioni e dei professionisti per un approfondimento, per trovare le soluzioni migliori e per capire quali possono essere le criticità e affrontarle e risolverle con i principali interlocutori, che sono poi quelli che anche rilasciano l'autorizzazione, ovvero la Questura di Agrigento. Ecco, oggi un interessante convegno dedicato alle manifestazioni pubbliche. Ecco, come Ordine degli Ingegneri vi fate promotori di questo argomento, un argomento importante e molto attuale. Sì, abbiamo raccolto l'esigenza che è venuta dai colleghi iscritti, perché gli ingegneri che in questi argomenti, nell'argomento specifico dei locali di pubblico spettacolo e delle manifestazioni a carattere temporaneo in particolare, svolgono un doppio ruolo: il ruolo di progettista, di certificatore, di redattore dei piani di sicurezza, ma anche il ruolo di controllore, perché sono chiamati a partecipare alle commissioni di vigilanza, sia comunali che provinciali, quelli indetti dalla Prefettura per intenderci. Il parere delle commissioni è vincolante per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura. La Questura autorizza una manifestazione o dà la licenza a un locale di pubblico spettacolo a seguito di un parere favorevole espresso dall'organismo tecnico, che sono le commissioni appunto di vigilanza. Quindi in questo senso è indirizzato soprattutto ovviamente agli iscritti, però abbiamo voluto allargare la partecipazione agli enti locali, che anche loro, il sindaco può trovarsi a partecipare ai procedimenti come presidente della commissione di vigilanza comunale, ma anche come organizzatore. Le amministrazioni comunali spesso organizzano eventi che devono essere autorizzati, quindi anche loro hanno questo doppio ruolo. La Questura è quella che in Sicilia ancora rilascia le autorizzazioni, perché da Villa San Giovanni in poi è il sindaco che rilascia. L'autonomia siciliana non ha ancora permesso di recepire il transito di poteri dallo Stato agli enti locali, per cui in Sicilia rimane ancora in capo alla Questura il rilascio delle autorizzazioni. Un'interessante iniziativa oggi il convegno dell'Ordine degli Ingegneri, cui partecipate anche le forze dell'ordine, sulla sicurezza. Ecco, voi svolgete un ruolo importantissimo in questa materia, siete quelli che poi intervenite per la maggior parte quando ci sono delle problematiche. Ecco, il vostro consiglio e il vostro parere come Vigili del Fuoco. Allora, il parere è che questi seminari sono ottimali, perché permettono in qualche modo un incontro tra chi ingegneri dovranno istruire le pratiche delle commissioni comunali e provinciali e chi in qualche modo poi le dovrà verificare. Quindi io ritengo che sia un'ottima iniziativa, un'iniziativa che va nella direzione della sicurezza e che evita tanti magari malintesi che è il caso che non ci siano. Quindi ritengo che sia un'ottima organizzazione e un'ottima iniziativa. Il tema è un tema molto delicato, è un tema tipico dei paesi e dei regimi democratici come il nostro, dove si tratta di conciliare esigenze diverse, apparentemente opposte, magari anche contrastanti, in maniera tale da riuscire a garantire al più possibile i due valori in gioco, che sono da una parte la sicurezza e dall'altra però il mantenimento delle tradizioni, il divertimento,
gli attrattori turistici, perché le manifestazioni sono quasi sempre anche attrattori turistici, che è inutile dirlo, per la Sicilia oggi è molto importante. Ecco, quindi la manifestazione di oggi è una manifestazione a cui io tengo molto personalmente e per ciò che rappresento, in quanto sarà un momento di incontro fra chi organizza e chi controlla, perché, come mi piace dire, non deve esistere un controllo indifferente. Il controllo deve essere partecipativo, deve cercare di assicurare l'obiettivo, che è appunto quello di farle le cose, perché non farle è la soluzione più semplice. Le cose vanno fatte, però vanno fatte mantenendo la sicurezza. A dirla così è facile, chiaramente. Il problema è poi caso per caso saper valutare e trovare delle soluzioni. Spesso non è indolore, ma dobbiamo imparare a farlo. Professore, un importante convegno oggi sulla prevenzione dei rischi, sulle manifestazioni pubbliche, cui voi siete i partner attivi perché rilasciate le autorizzazioni. Sì, noi rilasciamo le autorizzazioni e ci sembrava giusto mettere un attimo a fattor comune le regole nuove o meno nuove, perché molte risalgono al 1930, qualcun'altra al 2018 e altre appena più recenti, ma per fare un punto ed essere tutti quanti, insomma, partire tutti col piede giusto anche per il prossimo anno. Questore, le dispiace andare via da Agrigento? Forse lei è stato uno dei questori più precoci. Questa promozione, ecco, ci racconti un po' cosa resta della nostra città, allora, nei suoi ricordi ovviamente. Lo dicevo in questi giorni a qualcuno dei miei collaboratori, l'esperienza agrigentina è stata sicuramente la più breve nella mia carriera, non sono mai stato meno di 2 anni e mezzo in un luogo, e però è forse quella da cui mi distacco con maggior voglia di tornare presto. Sindaco, voi siete parte attiva come comuni che organizzate gli spettacoli, siete oggi coinvolti in questa iniziativa che riguarda proprio l'organizzazione degli spettacoli nelle piazze, in particolare questo evento organizzato dall'Ordine degli Ingegneri. Il suo parere qualificato proprio di un sindaco che è alle prese con l'organizzazione di un evento? Sì, noi dobbiamo ringraziare oggi l'Ordine degli Ingegneri, perché anche come enti locali abbiamo cercato di stimolare questo dibattito, un vero e proprio dibattito che ci ha portato diverse criticità in modo organizzativo e soprattutto nel periodo estivo. Quindi un grazie, un plauso all'Ordine degli Ingegneri per questo momento di confronto qualificante. Devo dire che anche Sua Eccellenza il Prefetto già diverse volte aveva dimostrato e palesato la massima disponibilità anche all'appello che i sindaci, gli enti locali avevano lanciato, che vogliono notizie certe, che vogliono normative certe, e dobbiamo organizzare il tutto con la massima legittimità, con la massima legalità degli atti, ma dobbiamo sicuramente non far perdere quelle che sono le nostre tradizioni, soprattutto nei comuni che oggi stanno investendo tanto su un turismo particolare e quindi vogliono che i borghi siano anche centro propulsivo di iniziative sociali e culturali.